Le 80 monete di Renzi, 80 oboli sbloccati dal documento di economia e finanza e che finiranno dritti dritti nelle tasche dei lavoratori dipendenti con uno stipendio lordo inferiore ai 1.500 euro al mese. Il Premier gonfia il petto, con questi 80 euro il governo paga la 14ª ai redditi più bassi. Giustizia sociale ad intermittenza, visto che non tocca a tutti, pensionati e partite IVA restano esclusi. Insomma, si potrebbero fare i salti, chi di gioia, chi di disperazione, se non fosse che a Mestre, quella di oggi, è una mattinata come tante altre. Nessuno salta che gioia e disperazione da tempo hanno lasciato spazio alla rassegnazione e alla delusione. Questo ragazzo però è uno dei fortunati, ha tutti i requisiti per ottenere gli 80 zecchini di Renzi. Sì. Quindi lei se li aspetta adesso? Ah, certo. Li ha promessi? Li ha promessi, adesso vediamo se ce li porta. Le fanno comodo? Ma anche un euro fa comodo. Vediamo. Con 80 euro al mese cosa ci può comprare? Ah, non so, se poi adesso c'ho anche una bambina piccola, non è che già con quella mi scappano fuori i pannolini? Niente di più. Pagare qualche bolletta, ma non granché, insomma. Non si tira molto avanti. Piuttosto che niente, meglio piuttosto, dicevano i miei nonni. Vabbè, viva la vecchia saggezza, meglio poco che niente. Certo, anche i veneziani hanno sviluppato, come un antidoto, la diffidenza verso la politica. Renzi verrà giudicato dai fatti, anche sui tagli promessi. Il Premier lancia la campagna online con cui chiede ai cittadini di segnalare al governo sprechi, enti inutili, complessità burocratiche, privilegi odiosi e pasticci amministrativi. I primi mestrini che fermiamo segnalano subito il canale che è stato portato alla luce per abbellire la zona pedonale a ridosso di Piazzale Ferretto. Che ha aperto un canale di scolo stagnante perché non è un fiume e puzza, fa solo odore. E aspira un sacco di soldi. Tra gli sprechi anche l'acquisto di nuove auto per le forze dell'ordine quando ci sono già quelle messe all'asta dei politici. Dovrebbero darle alle forze dell'ordine senza acquistare mezzi nuovi, visto che le forze dell'ordine sono senza mezzi, hanno mezzi rotti. Infine un appunto, caro Renzi, va bene chiedere ai cittadini cosa vogliono tagliare, ma la campagna doveva essere proprio online? Siamo proprio esclusi, chiuso, finito. Se non so usare l'internet cosa faccio? Però Renzo, così guardarlo mi piace, speriamo bene, se no mandiamo a casa anche lui.